Ride, ma com'è bella la vita, ma chi t'ha fatto fa? Magnate voi babà. Vi piaceva il pareggio del Napoli 1-1, Ti 2-1 Ciolito Simeone, ma c'ha tutti amici, da Napoli e l'87, com'era? Ebram è più forte di Osimhen? No, ma sei sicuro? Ma l'ha detto? Ma ci sta ancora pensando? Ci sta ancora credendo? Che ha fatto questa sera Tommy Ebram? Ma ha fatto qualcosina, sì, però Osimhen che ha fatto? Che gol ha fatto? E quando fai gol a così Tommy Ebram? Ma fa un po' piacere, fa... Grande Napoli, anche se è stata una partita sofferta, c'è da fare i complimenti anche alla Roma, perché comunque la Roma è venuta a Napoli e se l'è giocata la partita, ci ha messo in difficoltà e lo dobbiamo dire. Complimenti alla squadra di Mourinho e alla Roma perché hanno fatto una grande prestazione, ma alla fine ha ragione chi vince la partita, perché anche dall'altra parte è stato un grande Napoli che ci ha creduto e ha vinto la partita grazie alla mossa vincente di Luciano Spalletti. Chi è che va a togliere, ragazzi, un giocatore come Osimhen, capocannoniere della Serie A? Ci vuole coraggio. È andato a togliere Osimhen ed ha messo dentro Simeone, che è stata la mossa vincente per il Napoli, perché il gol lo firma Simeone per il 2-1. Migliore in campo del Napoli, io penso che la fase difensiva ha fatto una grandissima partita. L'unica pecca, perché poi anche Lozano ha fatto una grande partita, è stato la perdita di Lozano in marcatura per El Shaarawy per il pareggio momentaneo nel secondo tempo della Roma. Poi Lozano ha fatto un'ottima partita, mi è piaciuto fra i migliori in campo. Il migliore secondo me Lobotka, ragazzi, mamma mia, l'onnipotente, l'onnipresente mi viene da dire, perché da tutte le parti del campo recupera, gira il pallone, fase offensiva, cioè mamma mia Capebombi, io ti amo, io non lo so, ti adotto, Mammaru Carmen. Kim nel primo tempo ha fatto qualche erroraccio in uscita, poi stava per fare l'autorete anticipando Meret. Un altro migliore in campo è Alex Meret, che ha fatto delle parate importantissime in questa partita. Grande Alex. Anche Kim nel secondo tempo è stato fra i migliori, si è rifatto dopo gli errori iniziali, ha fatto una grande prestazione, così come Ramani, così come il capitano Di Lorenzo e Mario Rui. Ragazzi, anche Mario Rui fra i migliori in campo. Che cosa dobbiamo spendere qualche parola per Mario Rui? Dove nasce il gol c'è sempre Mario Rui, c'è Lozano, c'è Kvaratskhelia, che poi ha fatto un ottimo primo tempo, nel secondo tempo è calato un po', ma comunque l'azione viene da lì. Mario Rui, Kvaratskhelia, scusate, Lozano, a finire Osimhen con un grande gol. Mamma mia che gol ha fatto Victor Osimhen, formidabile, strepitoso, che giocatore Osimhen, altro che Ebram. Osimhen, chi se ne giocatore, chi se ne mostra, mamma mia. Grande Napoli, perché comunque non era facile, ti poteva aspettare una Roma che ti aggrediva in questa maniera. Il Napoli che ha giocato forte nel primo tempo, nel secondo tempo è calato un po', è venuta fuori un po' la Roma, perché ovviamente doveva cercare il pareggio, l'ha trovato anche per una disattenzione difensiva, però poi nel finale siamo stati bravi a chiuderla con la mossa vincente di Spalletti, con il gol di Simeone. Sono entrati Elmas, sono entrati Raspadori, che comunque hanno fatto il loro. Elmas molto bene, è entrato in partita, si è procurato qualche fallo. Raspadori normale, nulla di che. Mi è piaciuto Simeone perché l'unica occasione che gli è capitata lì sui piedi, sul pallone dato da Zielinski, l'ha buttato dentro. È stato bravo, è stato freddo, da fermo a fare quel grande gol.
grande Ciolito, complimenti a questa squadra, complimenti a Spalletto, ci stanno facendo emozionare, ci stanno facendo venire il freddo addosso, continuiamo così, partita dopo partita, a fa bocca a tutti i gufi, avanti Napoli, e niente, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto, che aspettate, carrozzi, iscrivetevi al canale di Napoliello 87, 3000 iscritti, Il Napoli vola, la capolista se ne va e l'altro dietro si sono agghiacciati. Ecco, questo è tutto ragazzi, buonanotte a tutti amici, da Napoliello 87 e come sempre, forza Napoli!